Pensiero del giorno, giovedì 22 maggio. Vivere la gioia per donarla. Siate sempre gioiosi. Prima lettera ai Tessalonicensi, capitolo 5, versetto 16. Per San Paolo, la gioia è una delle espressioni più belle della vita cristiana. Si può dire che sia il suo segno distintivo per eccellenza e il mezzo più efficace per testimoniarla. Ma potremmo chiederci, si può comandare a una persona di essere nella gioia? D'altra parte, sappiamo che la vita è piena di problemi e preoccupazioni che non ci permettono di essere sempre gioiosi. Una persona può essere esortata ad accettare in buona fede tutto ciò che accade, ma la gioia è un'altra cosa. La gioia è un sentimento che nasce spontaneamente dall'anima. Eppure per San Paolo c'è un motivo per cui, nonostante tutte le difficoltà, dobbiamo sempre rimanere nella gioia. Ciò che porta a questo è la vita cristiana presa sul serio. Attraverso di essa Gesù vive pienamente in noi e con Lui non possiamo non essere nella gioia. È Lui la fonte della vera gioia, perché dà senso alla nostra vita. C'è dunque un segreto per rimanere sempre nella gioia. Consiste nel guardare Gesù in modo che risplenda sempre in noi. Che questa parola ci aiuti a testimoniare questa gioia e a comunicarla al mondo che ci circonda. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1987. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, maggio 2025. Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 17.